Amici del canale, anche oggi in montagna. Oggi il nostro obiettivo è il Vallon de Cavai, un sentiero per escursionisti esperti. Sono qua con dei vecchi amici, la Camoscia, Luca e il nuovo Luca, che non è nuovo ma è la prima volta che esce con il canale, e Andrea, che si è già avviato. Il sentiero parte già bello deciso, come potete vedere. Il tempo adesso è bello, ma mi sa che su di sopra non so se riuscirò a fare volare il drone. Dai, partiamo ragazzi e vediamo com'è. Ciao ciao. Ah, siamo a Ometto, che è una frazione di Vallarsa in provincia di Trento. Abbiamo parcheggiato la macchina neanche un chilometro più indietro presso una galleria. Siamo arrivati qui e adesso partiamo. Ciao ciao. Coppia di Luca, cosa dite della salita? Potevamo essere felici al bar, invece siamo venuti in montagna. Oppure il Vallon dei Cavai con una delle più grandi guide in Italia. Oppure anche andare a Chioggia a mangiare pesce da mia madre. Comunque dai, andiamo avanti, ciao ciao. Ora mettiamo il casco e stiamo in sicurezza. Amici del canale, guardate dove siamo. Un'ora dalla partenza, 400 metri di livello. Luca, che dici? Tutto bene. Una passeggiata di salute anche oggi. Andrea? Ecco che arriva anche Luca Perin. E adesso continuiamo in salita. Questo non è un sentiero per tutti, ribadisco. Ciao ciao! Guardate che panorami, siamo saliti da sotto noi. Luca, che dici qua? Che anche oggi un ringraziamento alla montagna che ci ha fatto salire. E siamo ancora in verticale. Luca, Manu! Ciao! Tutto bene? Ripartiamo ragazzi, belli impervi anche questo di giletto, Circa un paio d'ore ragazzi e adesso il sentiero diventa più bello. Eccolo lassù per il nostro obiettivo. Forza che ce la faremo anche stavolta. Ciao ciao.
Guardate che panorama qua ragazzi, come al solito ci accompagna la nebbia, era bellissimo fino qua, ma ci abbiamo messo circa 3 ore ad arrivare fino Ciao qua. a tutti, abbiamo finito un paio di cavalli e adesso in mezz'ora, 40 minuti siamo a Fraccaroli, birra media. Ecco, ricordo che questo qui non è un sentiero per tutti, è un bel vaio, bello impegnativo, caschetto d'obbligo perché anche qua a casa sono parecchi sassi. E adesso togliamo il caschetto, andiamo a Fraccaroli e ci beviamo una birra. Ciao ciao ragazzi! Amici del canale, obiettivo raggiunto, 3 ore e 50 circa. Ecco gli altri 2 ragazzi ed ecco qua anche il buon Luca e la camoscia. Siamo arrivati al Fraccaroli. Ce l'abbiamo fatta, arrivati al rifugio Fraccaroli a 2230. Ci abbiamo messo 3 ore e 50 ad arrivare fino qua. Abbiamo fatto il Vaio dei Cavalli, che non è un sentiero facile, insomma bisogna tribulare, ci vuole un discreto allenamento e abbigliamento adatto alla situazione. Adesso ci fermiamo qui, mangiamo qualche cosa. La camoscia mi dice andiamo sulla croce, ma io invece, che sono un ragazzo molto più sveglio, vi dico, se volete vedere la croce ho fatto un altro video che quindi potete vedere qua in descrizione, dove ho fatto il boale dei fondi e sono venuto fino alla croce del Carega. Ci sentiamo dopo che abbiamo mangiato qualcosa. Ciao ciao! Luca, dove siamo qua? Questa di là è l'uscita del Pissavacca e questa è una variante. Esce sempre qua nella strada. Guardate che spettacolo, amici del canale. Salve ragazzi, dopo una breve sosta al Fraccaroli siamo riscesi verso il Vallone dei Cavalli. Questo è il punto dove siamo scesi. Esatto. Adesso prendiamo la strada per il bivacco Capanna Sinel. 20 minuti dovremo arrivarci. Sì. Pala di Cerle. Sì. E poi vediamo il prossimo cartello. Vamos, ciao ciao. A un'oretta dal Fraccaroli seguiamo per Malga Val di Gatto, che mi dà 1 ora e 50. Guardate che meraviglia. Dai che ce la faremo arrivare anche stavolta, che dice in mano. Certo che sì. Ciao. Sicuro.
Guardate la faccia come sono sorridenti i nostri compagni merende. Adesso noi qui seguiamo sempre per la Val di Gatto. È un bel giretto, impegnativo ragazzi, quindi buon allenamento e forza. Ciao ciao. Can we roast in the glow, showing up today? 'Cause it's hard to let down your garden love when you wanna run away. We could toast to the highs and the lows, how far we've come and how far we... Tu riesci a fermarti. Ragazzi, questo è il sentiero della Val Grande. È in piedi fuori di misura, strettissimo, sembra di essere nel bosco. Quindi, ripeto, non è un sentiero per tutti, c'è da tribulare veramente. Ciao ciao! Ecco gli ultimi due superstiti, amici del canale, anche oggi il nostro video è finito. Non è stata una passeggiata di salute, Anche oggi abbiamo portato a casa lo zaino. Luca, è stata una passeggiata di salute oggi? Certo, domani mattina la rifaccio. È stato un bel giro, un giro duro. Ecco, siamo scesi dalla Val Grande e non è stato bello sinceramente, è un sentiero molto impegnativo e anche molto scivoloso. Comunque dai, è stato un bel giro, siamo arrivati a Fraccaroli, abbiamo mangiato, abbiamo fatto il Vaio dei Cavai e adesso ce ne torniamo a casa. Spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su, e se volete avere delucidazioni sul percorso oppure vi piacciono i miei video iscrivetevi al mio canale in modo da farmi ancora più venire la voglia di fare i video. Ciao ciao, grazie a tutti, Domenico e Luciana oggi non c'è ma ci sarà il prossimo giro. Ciao ciao!